Passo indietro di Zuccatelli, il nuovo commissario della sanità calabrese e l'ex rettore Eugenio Gaudio. Strada è disponibile a una delega speciale. Sono 297 i nuovi positivi oggi in Calabria, ma il dato preoccupante è l'aumento dei ricoveri in reparto e terapia intensiva che raggiunge quota 400. 2400 i tamponi, Cosenza li trasferisce in Puglia, già processati nella giornata di ieri, servono nuovi laboratori. Situazione difficile nel Vibonese, dove nelle ultime ore i casi hanno raggiunto quota 180, si lavora per arginare il contagio utilizzando il tracciamento. Sono 590.000 le dosi di vaccino anti-influenzale destinate alla Calabria, ma ne mancano ancora da ordinare 40.000. La ditta che si è aggiudicata l'appalto ha difficoltà nel reperire il quantitativo. Buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, come annunciato proprio oggi nel corso dei nostri telegiornali, Zuccatelli fa un piccolo passo indietro. Il nuovo commissario della sanità calabrese è l'ex rettore della Sapienza Eugenio Gaudio, mentre Strada si è reso disponibile a una delega speciale. Giuseppe Zuccatelli lo anticipa al TG10 prima della messa in onda dell'edizione delle 14.30. Mi sono appena dimesso, ci dice al telefono, non ho altro da aggiungere, spiega. Una mattinata concitata, ho il telefono intasato, aveva detto rispondendo alla nostra richiesta per un'intervista, è sempre incollato al cellulare che ha appreso del suo futuro lontano dalla Calabria. E lui stesso a spiegare che il ministro Speranza, dopo averlo difeso per giorni, gli ha chiesto di fare un passo indietro. Con la stessa rapidità con cui ho accettato, lascio l'incarico su richiesta del ministro per il rispetto che ho sempre avuto delle istituzioni. Queste le sue parole. Il ministro, spiega ancora Zuccatelli, mi ha telefonato e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni. Mi dimetto da tutti gli incarichi che ho in Calabria. Va ricordato che Zuccatelli era commissario anche dell'azienda ospedaliera di Catanzaro e del Policlinico Universitario Mater Domini. A sostituire Zuccatelli sarà l'ex rettore dell'Università La Sapienza di Roma, il calabrese originario di Mendicino Eugenio Gaudio. La quadratura del cerchio arriva dopo lunghi giorni di tensione, le dimissioni di Cotticelli, la nomina di Zuccatelli, le ipotesi Gino Strada, il medico di Emergency che potrebbe ora avere un ruolo di consulente nella struttura commissariale. Si ricomincia da un calabrese, sarà la volta buona, vedremo. Intanto, dopo la notizia appunto della nomina di Gaudio, il presidente facente funzioni della Regione di Calabria, Nino Spirlì, si è detto soddisfatto attraverso una diretta sui social. Sentiamolo. Non ho mai pensato di sostituire Iole Santelli, ma non posso far mancare la sua figura e lavoro nel suo ricordo. Sono le parole del presidente facente funzioni Nino Spirlì, che in diretta sui social si dice soddisfatto delle dimissioni di Zuccatelli e dell'arrivo di Gaudio. Oggi pomeriggio il presidente Conte mi ha contattato per comunicarmi che quella famosa richiesta per cui tanti si erano scandalizzati, e cioè una richiesta dei calabresi a che almeno il commissario ad acta, considerando il perdurare del commissariamento, fosse finalmente scelto nell'albo d'oro delle grandi rappresentanze, delle grandi eccellenze dei calabresi nel mondo. Abbiamo chiesto al governo insistentemente, ed io per voi, che a rappresentarci fosse un calabrese, che ad amministrare la nostra sanità fosse un calabrese, il figlio di questa terra, un figlio di questa terra, che potesse finalmente prendere in mano la situazione, conoscendone il respiro. Il governo l'ha capito, lo ha recepito e oggi ha proposto il rettore Gaudio. Il rettore Gaudio è stato fino a qualche settimana fa rettore dell'Università La Sapienza di Roma,
ma ha alle spalle una carriera medica che non finisce mai, un curriculum vitae, come si dice oggi, veramente eccellente, e peraltro è persona che ha grandi capacità anche amministrative, per cui pur permanendo il rifiuto dello strumento del commissariamento da parte nostra, perché noi speriamo sempre che si possa ritornare ad un'amministrazione ordinaria della sanità, e cioè con un assessore, con i dipartimenti, e che si possa finalmente essere uguali a tutte le altre regioni d'Italia. Però è vero che a me piace oggi pensare che proprio perché figlio di questa terra, il rettore Gaudio, noi possiamo immaginarlo come il primo assessore alla sanità del secondo periodo della Calabria. Fin qui le parole di Nino Spirlì, presidente facente funzioni della Regione Calabria. Invece adesso parliamo di bollettino regionale, perché sono 297 oggi i nuovi positivi in Calabria, ma il dato preoccupante è soprattutto l'aumento dei ricoveri sia in reparto che in terapia intensiva, che raggiunge quota 400. Calano seppur di poco i contagi in Calabria, oggi sono 297 i positivi, 1729 i tamponi effettuati. In totale le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono 10.390, quelle negative 307.847. Resta il Reggino, la zona più attenzionata. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 72 a Cosenza, 38 a Catanzaro, a Crotone 21, a Vibo Valentia 30 e a Reggio Calabria 136. Aumentano in maniera esponenziale i ricoveri ospedalieri, sono 358 in reparto, mentre sono 45 in terapia intensiva. E in 6 mesi in Calabria è stata raddoppiata anche la capacità di processare i tamponi, ma il numero quotidiano non è sufficiente a soddisfare le esigenze delle aziende sanitarie che sono impegnate nel tracciamento. Lo dimostra il fatto che negli ultimi giorni più di 6.000 tamponi calabresi sono stati proprio processati in Puglia. Il direttore della Task Force, Mario Marino, sta seguendo le operazioni di processazione che sono ancora in corso. Il 15 maggio 2020 in Calabria vennero processati 1.410 tamponi. L'epidemia all'epoca nella nostra regione era in fase calante, tanto che quel giorno, esattamente 6 mesi fa, il bollettino riportò soltanto 7 nuovi casi positivi. Nulla in confronto ai 344 casi riscontrati ieri in regione, a fronte di 2.521 tamponi effettuati. Nel frattempo, le aziende ospedaliere si sono attrezzate e hanno incrementato la capacità di processare tamponi e individuare soggetti positivi. Passi in avanti che però non sono bastati a rendere autonoma la nostra regione. Lo testimonia il fatto che nei giorni scorsi dall'ASP di Catanzaro circa 4.000 tamponi sono stati inviati al laboratorio di virologia del Policlinico di Bari per essere processati e smaltire l'arretrato relativo alla Calabria centrale. Stessa soluzione ha adottato l'ASP di Cosenza per 2.600 tamponi in attesa di essere processati. In Puglia, regione da 4 milioni di abitanti, il doppio della Calabria, con un bacino di 24.000 attualmente positivi, si processano fino a 10.000 tamponi nelle 24 ore, più del triplo di quanto avviene nella nostra regione. La provincia di Cosenza, la più vasta, è l'area maggiormente scoperta. Non bastano i 700 tamponi al giorno a soddisfare le esigenze di una popolazione di oltre 700.000 abitanti. Le USCA fanno fatica a tracciare i contatti dei positivi, a fornire risultati in tempi brevi, ad effettuare i tamponi di controllo ai soggetti in quarantena. Il 19 novembre è la data indicata per l'apertura del nuovo laboratorio di Rossano, che potrà contare su un macchinario che processa fino a 96 tamponi a ciclo, dunque con un potenziale nelle 24 ore che si aggira intorno alle 300-400 processazioni. In questi giorni, dopo una lunga attesa, si sta provvedendo a formare il personale. Sarà una boccata di ossigeno, ma non la soluzione a tutti i problemi. Sarebbe il caso di pensare ad un altro laboratorio, magari nella zona dell'Alto Tirreno Cosentino, per dividere il territorio in 3 aree e snellire il lavoro della virologia di Cosenza. Abbiamo deciso, in accordo con la Regione e in particolar modo col dottore Belcastro, che ha trovato la soluzione, di farli processare presso l'ospedale policlinico di Bari,
E devo ringraziare sia tutti i collaboratori, tutti i responsabili del laboratorio che si sono messi a disposizione nostra sabato quando siamo arrivati e ci hanno supportato in tutto e per tutto fino a domenica sera. Quindi 2 giorni noi abbiamo fatto un lavoro di etichettatura, per cui oggi abbiamo iniziato il tutto, dentro stasera avremo la risposta di tutti quanti. Su oltre 400 persone di cui abbiamo ricevuto risposta, ci sono 45 circa di positivi, che sicuramente saranno messi in pubblicazione per conto della nostra epidemiologa. Nel frattempo si stanno lavorando gli altri, quindi penso che questa sera avremo tutto quanto. Adesso ci spostiamo a Vibo Valentia, dove anche qui la situazione è difficile. Nelle ultime ore i casi hanno raggiunto quota quasi 180, si lavora per arginare il contagio utilizzando soprattutto il tracciamento. Il sindaco Limardo dice ai nostri microfoni: la situazione è sotto controllo ma l'allerta resta alta. Quasi 180 nuovi casi positivi nel Vibonese e la situazione ai contagi si complica più del dovuto, anche se sono sparsi su tutto il territorio provinciale. Fra i positivi anche un consigliere e 2 dipendenti comunali. Ecco perché oggi in municipio è stata effettuata un'attività di sanificazione. Il sindaco nell'ultima riunione di giunta ha istituito un gruppo di lavoro per verificare l'applicazione del protocollo di sicurezza anticontagio. I 180 casi sono riferiti non alla città di Vibo Valentia ma a tutta la provincia di Vibo Valentia. Questa è già una correzione rispetto ai dati. Ciò in quanto io mi sono in continuo contatto con la struttura dell'ASP ed in particolare con il Dipartimento di Prevenzione, che ho sentito proprio pochi minuti fa, e in effetti c'è un aumento del numero dei casi, ma questo non perché ci sia stata negli ultimi giorni una crescita esponenziale dei contagi, sebbene perché erano rimasti non processati moltissimi tamponi, tanto che sono stati mandati fuori regione, credo a Bari, in Puglia comunque, e sono arrivati praticamente tutti in una volta i risultati di tamponi che partono dal 31 di ottobre praticamente ad oggi. Questo ovviamente ha registrato una impennata, quindi non è un aumento determinato da un focolaio importante o da altro, ma semplicemente determinato dal fatto che si è azzerato l'arretrato. Questa è la ragione per cui sono aumentati i numeri. Comunque nella città di Vibo Valentia non sono in realtà 180, ma sono molti di meno. Io sono presidente della conferenza dei sindaci in tema di sanità e proprio nei giorni scorsi abbiamo fatto una riunione, abbiamo ascoltato direttamente dalla viva voce dei responsabili dell'ASP il fatto che da qui ormai direi a qualche ora, perché già avrebbe dovuto essere pronta per la scorsa settimana, ma poi ci sono state delle défaillance, credo che nell'arco di qualche giorno Vibo dovrebbe riuscire a raggiungere l'autosufficienza tramite un macchinario che è in grado di processare una quantità di tamponi bastevole per le esigenze della provincia, o comunque ne manderemmo fuori molto pochi, quindi dovremmo riuscire a raggiungere un buon grado di autosufficienza. Da una sindaca ad un'altra, a San Giovanni in Fiore adesso, dove appunto Rosaria Succurlo ha parlato della questione ospedale, dice il pronto soccorso resterà aperto. Questione pronto soccorso nell'ospedale di San Giovanni in Fiore, paventata una chiusura per 2 giorni per mancanza di anestesisti. Il sindaco Succurlo chiarisce quanto accaduto e rassicura i cittadini. E di ieri la notizia della paventata chiusura del pronto soccorso qui all'ospedale di San Giovanni in Fiore.
Sono subito intervenuta con il commissario Bettelini e col direttore responsabile, dottor Vincenzo Cesario, proprio per scongiurarne la chiusura. Il motivo era legato alla mancanza dell'anestesista affetto da Covid e la soluzione che abbiamo trovato, ovviamente è una soluzione temporanea, quella di nominare e far pervenire qui all'ospedale un altro anestesista. Tuttavia, pur essendo una soluzione temporanea, io sto già mobilitando tutti affinché l'ospedale di San Giovanni non venga depotenziato, ma semmai venga non solo incrementata e soprattutto programmata al meglio la sua funzionalità. Passiamo adesso dal Cosentino a Reggino, vediamo qual è la situazione nel servizio del nostro corrispondente. Alla fine succede quello che non tutti avrebbero voluto, forse perché frutto di decisioni che si sarebbero potute assumere prima e che invece sono state differite al momento di massima emergenza o di elevato timore che il picco della pandemia potesse raggiungere livelli di assoluta preoccupazione. Stando alle notizie dell'ultima ora, sebbene si stia cercando di correre ai ripari, discrepanze nell'organizzazione ospedaliera di Reggio e provincia in chiave anti-Covid si rilevano. Infatti, mentre dallo scorso fine settimana i pazienti colpiti dal virus che non necessitano più delle cure del grande ospedale metropolitano di Reggio sono stati trasferiti all'ospedale di Gioia Tauro, trasformato in unica struttura Covid del territorio provinciale, ci si chiede quale destino attenda l'ospedale di Melito Portosalvo, anch'esso destinato a diventare struttura Covid. Di questa idea non si sta più parlando, non si hanno ad esempio notizie dei 10 lettini elettrici assegnati dal sindaco della città metropolitana Falcomatà, oltre a specifiche barelle a suo tempo donate, come non si hanno notizie in merito all'esito dei lavori già eseguiti. I sindacati sono sul piede di guerra, hanno formalmente chiesto al prefetto di Reggio Calabria di intervenire sollecitando la commissione straordinaria dell'ASP di Reggio a fornire ogni utile risposta. A proposito di nuovi reparti Covid da attivare, torna sempre in discussione l'ex ospedale di Siderno, adesso adibito a struttura con uffici amministrativi e stanze medico-ambulatoriali, oggetto di convinte richieste affinché sia trasformato in palazzina Covid. A proposito di ospedali, non ci si può dimenticare di Locri, nosocomio tra i più grandi d'Europa, ma privo di palazzina o reparto da adibire alla lotta contro il Cov-SARS-2. Ma non bisogna preoccuparsi perché è in arrivo sul territorio di Locri un ospedale da campo. Sono tempi e venti di guerra. Adesso cambiamo argomento, parliamo di vaccino anti-influenzale perché sono 590.000 le dosi destinate alla nostra regione, alla Calabria. I ritardi, secondo quanto si è appreso, sono dovuti al fatto delle difficoltà manifestate proprio dalla ditta aggiudicataria a soddisfare la fornitura delle dosi, motivando ritardi produttivi dovuti alla crescente richiesta rilevata a livello nazionale. Con l'emergenza sanitaria da Covid-19 aumenta la richiesta del vaccino anti-influenzale anche da parte di quei cittadini che non rientrano nelle cosiddette categorie a rischio. Il problema però è che a quanto pare le dosi non sono sufficienti appunto per soddisfare le tante richieste. Ma qual è ad oggi la situazione? Vede dire che per quanto riguarda il fabbisogno della Calabria, la gara è stata aggiudicata nel giugno del 2020 dalla Regione Lazio. Quante sono le dosi che arrivano in Calabria? Beh, sono 590.000 dosi così distribuite. Allora, 250.000 dosi per quanto riguarda il Fluad, che è il vaccino destinato alla popolazione con età superiore ai 65 anni. Poi altri 25.000 dosi per il vaccino destinato agli operatori sanitari e 315.000 dosi per il Vaxigrip Tetra, ossia il vaccino destinato alla popolazione da 0 a 6 anni e da 60 a 64 anni. Rispetto alla campagna di vaccinazione dell'anno scorso è stato aggiudicato
aggiudicato un quantitativo di vaccini antivirali superiore del 43,47%. Allora, venendo sempre ai numeri, per quanto riguarda poi i fabbisogni ripartiti per ASP, sono state ordinate in totale circa 275.345 dosi di Vaxigrip, ne rimangono da ordinare 39.450 dosi. Ecco, vedete, questi sono appunto i fabbisogni ripartiti per le ASP. Ad esempio per l'ASP di Cosenza è stato stimato un fabbisogno di 114.975 dosi, rimangono da ordinare ancora 10.000 dosi. Per l'ASP di Crotone un fabbisogno di 28.350 dosi, rimangono da ordinare 2.925 dosi. ASP di Catanzaro 58.275 dosi, residuo di 7.125. L'ASP di Vibo 25.200 dosi, rimangono da ordinare 5.200 dosi. E infine per l'ASP di Reggio 88.200 dosi di Vaxigrip Tetra con un residuo di 14.200. Aumentano le richieste anche da parte dei cittadini che si rivolgono alle farmacie. Ebbene, è stato garantito la consegna di circa 8.000 fiale di vaccino antinfluenzale alle 508 farmacie aderenti rispetto alle 781 farmacie presenti sul territorio regionale. Si è iniziato nei giorni scorsi con la distribuzione di circa 5.080 dosi e quindi successivamente verranno consegnate alla farmacia le restanti 2.920 dosi. Quindi ogni farmacia ha ricevuto circa 10 dosi che vengono vendute al pubblico ad un prezzo di 10 euro IVA incluso. Però a quanto pare questo quantitativo di vaccini non è sufficiente e secondo quanto si è appreso la ditta aggiudicataria ha manifestato proprio delle forti difficoltà a soddisfare appunto la fornitura delle dosi aggiudicate, motivando appunto ritardi produttivi dovuti proprio alla crescente richiesta rilevata proprio su tutto il territorio nazionale. Allora, qualche dose in più di vaccino sta arrivando, sia per quanto riguarda le farmacie, sia per quanto riguarda i medici di base, sia per quanto riguarda i centri vaccinali, ma a quanto pare al momento non basta. Cambiamo ancora argomento, parliamo del sit-in di protesta questa mattina davanti il poliambulatorio di Rende promosso dall'Assemblea Beni Comuni. Chiedono il potenziamento della sanità pubblica. Cittadini in piazza questa mattina per rivendicare il diritto ad una sanità pubblica. La manifestazione nel rispetto delle norme anti-Covid davanti al poliambulatorio di 4 miglia di Rende, una struttura negli anni depotenziata. Il sit-in indetto dall'Assemblea Beni Comuni. Questo è un luogo dove veniamo, per me che sono anziana e vivo con altri 2 anziani quasi quotidianamente, o per prenotare una visita o per un prelievo eccetera, e negli ultimi anni, diciamo gli ultimi 10 anni sono stati anni di progressivo impoverimento dei servizi, della qualità dei servizi e della quantità dei servizi nel sistema della salute territoriale. Quindi noi ci siamo accorti che tante medicine non possiamo più averle perché non sono prescrivibili, per tante visite dobbiamo aspettare mesi e mesi, se ci capita, come è successo a me, di andare in pronto soccorso, viviamo una situazione che è davvero infernale. Chiedono dunque di ridare il giusto valore ai presidi di zona e una sanità a misura dei cittadini. La salute non può più essere vista come un privilegio e i fondi vanno spesi in maniera equanime, non come è stato finora, e soprattutto dobbiamo avere delle persone competenti nei posti giusti. Si parla di campi sanitari, esercito che deve venire con i tendoni perché i nostri ammalati devono stare nelle tende, non possono stare delle tante strutture chiuse come tanti ospedali ristrutturati nella prima fase del Covid e oggi chiusi
perché non c'è personale. Porto la voce di 130 infermieri, dei professionisti che hanno superato il concorso indetto nei mesi scorsi dall'azienda ospedaliera di Cosenza e che dopo aver superato le 3 prove in maniera positiva ed essere rientrati nella graduatoria, ora si trovano nelle posizioni utili ma parcheggiati a casa. Loro sono pronti e disponibili a partire immediatamente, a dare il loro supporto nelle strutture. Presenti alla manifestazione anche alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale di Rende. Purtroppo mezzi non ne abbiamo pochissimi, ma è normale che siamo a sostegno di una sanità pubblica che funzioni. Un altro sit-in questa volta per la vertenza dell'Abramo Customer Care. Il 18 novembre la vertenza approderà proprio sul tavolo ministeriale. Sono 1400 solo in Calabria lavoratori con il fiato sospeso, 1400 famiglie i cui dipendenti dell'Abramo Customer Care temono per il posto di lavoro, una vertenza che approda a Roma sul tavolo del Ministro. Le segreterie nazionali hanno chiesto e ottenuto per il 18 del prossimo novembre di avere una convocazione al Ministero del Lavoro dove sarà affrontato il problema di Abramo Customer Care. Con una crisi devastante dal punto di vista economico e soprattutto per quanto riguarda il lavoro, non ha inteso nei mesi scorsi trovare una soluzione e dare continuità ai lavoratori, perché c'erano tante richieste, tante aziende importanti che si affacciavano per eventualmente acquisire la società. Adesso siamo arrivati veramente al capolinea. Futuro incerto e presente problematico perché gli stipendi non arrivano. Settembre è stato pagato solo in parte e ottobre saltato per il recupero delle spettanze. A che punto si è? I lavoratori non hanno ricevuto il 30% ancora della mensilità di settembre. Inoltre tutto il mese di ottobre rimane congelato e quindi non verrà in questo momento pagato, anche perché è bloccato dal Tribunale. Poi anche ferie, permessi, diciamo tutte le spettanze maturate dai lavoratori al 30 ottobre sono sostanzialmente congelate. E quindi questo, oltre al danno, la beffa. Ormai è conto alla rovescia, si spera che dalla capitale possa arrivare la soluzione per la vertenza. Adesso vediamo come hanno chiuso le borse. Finale positivo per le borse europee. A spingere l'azionario globale verso nuovi massimi la notizia sul vaccino Covid-19 di Moderna, oltre che la firma del più grande accordo commerciale da parte della Cina e di altri 14 paesi asiatici. Segnali positivi anche dall'agenda macroeconomica, con i dati cinesi che hanno evidenziato un rafforzamento della ripresa in ottobre, con la produzione industriale a più 6,9% tendenziale e il PIL giapponese sopra le attese a più 5% su base congiunturale. Ben accolta anche l'opposizione ad uno shutdown negli Stati Uniti, manifestata da alcuni consiglieri di Joe Biden, nonostante la cavalcata del virus che ha raggiunto gli 11 milioni di contagi negli USA. In Germania il ministro dell'economia ha affermato che il paese dovrà convivere con restrizioni significative per almeno altri 4 o 5 mesi. Sulle borse prevale comunque l'ottimismo e il FTSE MIB di Milano archivia gli scambi in progresso del 2%, ben intonato anche l'Ibex 35 di Madrid a più 2,6%, il CAC 40 di Parigi e il FTSE 100 di Londra a più 1,7% e il DAX di Francoforte a più 0,5%. Oltreoceano a Wall Street verso nuovi record il Dow Jones a più 1,2% e l'S&P 500 a più 1%, mentre recupera il Nasdaq a più 0,6% dopo una partenza debole. Sul Forex l'euro-dollaro resta poco mosso in area 1,184 e il cambio tra il biglietto verde e lo yen pressoché invariato a 104,6. Tra le materie prime accelerano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 3,2% a $44,1 e il VTI a più 3,3% a $41,5. Sull'obbligazionario il BTP Bund si mantiene in area a 119 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,65%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano in particolare Leonardo a più 7,8%, Tenaris a più 7,75% e Biper a più 6,5%, mentre in coda al FTSE MIB scivolano Terna a meno 0,6% e Diasorin a meno 0,3%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Prima di chiudere torniamo sulla notizia di apertura che vi abbiamo dato nel corso del nostro telegiornale e con la nomina del nuovo commissario della sanità calabrese, l'ex rettore Eugenio Gaudo.
Gaudio. Avevamo detto che Strada era disponibile a una delega speciale, così come detto da fonti governative, mentre c'è proprio una replica di Gino Strada che dice: apprendo dai media che ci sarebbe un tandem Gaudio-Strada a guidare la sanità in Calabria. Questo tandem semplicemente non esiste. Ribadisco di aver dato al Presidente del Consiglio la mia disponibilità a dare una mano alla Calabria, ma dobbiamo ancora definire per che cosa e in quali termini. Queste le precisazioni di Gino Strada proprio in una lettera aperta. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Una perturbazione atlantica sta per irrompere sul Mediterraneo centrale, interrompendo una lunga fase siccitosa, piuttosto insolita per il periodo. Dalla tarda serata di lunedì e la giornata di martedì avremo un ritorno delle piogge sulla Calabria ed assisteremo anche ad un calo termico più sensibile durante le ore diurne. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani nuvoloso o molto nuvoloso al mattino sui versanti tirrenici ed aree interne, specie del Cosentino e del Catanzarese tirrenico, con piogge sparse, localmente anche a carattere temporalesco. Le precipitazioni nel corso della giornata giungeranno in forma più attenuata anche su Vibonese e Regino Tirrenico. Dal pomeriggio avremo un deciso peggioramento anche su Cosentino Ioni, con rovesci e temporali. Temperature in generale diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani venti dei quadranti settentrionali ovunque, moderati sul Tirreno centrale e Ionio Cosentino e Crotonese, con mare mosso. Deboli altrove, con mare poco mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.